Siamo ancora con il direttore di Veneto Lavoro Sergio Rosato. Allora, vediamo un po' dei dati, possiamo anche mostrarli in video, relativi al problema della disoccupazione nel mondo giovanile. Questi sono dati abbastanza significativi per farci comprendere certe dinamiche. Ovviamente abbiamo preso all'esame la regione del Veneto perché è quella che voi avete sotto mano. Che cosa ne emerge? Vediamo un po'. Ma io sono contento di poter parlare un po' in maniera un po' più approfondita del grosso problema della disoccupazione giovanile. Primo aspetto è che le statistiche Eurostat, no? Per giovani considerano la popolazione nella fascia di età 15-24 anni. Noi per una diciamo vecchio annoso problema di ritardo con cui le nostre classi giovanili entrano nel mercato del lavoro, per cui l'entrata è o troppo precoce perché si abbandonano gli studi, oppure tutti quelli che seguono un percorso di studi lungo invece entrano tardi. Quindi abbiamo questi due paradossi. E abbiamo sempre considerato la fascia d'età 15-29 e abbiamo fatto anche delle importanti riforme legate proprio a questa fascia d'età. Mi ricordo i contratti di formazione lavoro che arrivavano fino ai giovani fino a 29 anni, eccetera. In realtà adesso il problema della disoccupazione giovanile andrebbe appunto intanto distinto fra quei giovani che si presentano ora nel mercato del lavoro per la prima volta, quelli che ci sono da un po' di tempo, e quelli che invece sono da un po' di tempo già nel mercato del lavoro e vivono una condizione abbastanza più complicata. Adesso un attimo solo la interrompo un secondo, teniamo conto che poi 15 anni non è che uno si metta a piangere se non trova lavoro. No, ma adesso vediamo la grafica. Un attimo che c'è solo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, dica pure. Niente, volevo parlare con il signore di Veneto Lavoro. e chiederle, farle un paio di domande, sapere quanta gente in Veneto Lavoro è riuscita a collocare. Quante persone è riuscita a collocare? Quante domande, conoscere la percentuale, quanti lavoratori avete collocato da quando siete partiti ad oggi, quanti riuscite a collocarne al mese, quanti fanno la domanda, quanti sono quelli che più non vengono a farvi le domande. E un'altra cosa, in un paese dove io avevo 7 dipendenti, ora sono da solo, non ho più il lavoro per me, non riesco più a prendere i soldi per pagare l'INPS. Dove pensate di trovare lavoro? Lei molto probabilmente dovrà darsi da fare per cercarlo anche lei se andiamo avanti in questo passo. Va bene, adesso vediamo di rispondere anche a spiegare bene il ruolo di Veneto Lavoro. Grazie della sua telefonata. Beh, allora, come diceva la signora Cognito, Veneto Lavoro non ha il compito di fare intermediazione fra domanda e offerta di lavoro. Noi abbiamo il ruolo di aiutare la Regione a creare il sistema e abbiamo fatto delle cose molto importanti. Abbiamo realizzato il sistema informativo sul lavoro, uno dei migliori d'Europa, riconosciuto, e quindi ci siamo guadagnati la pagnotta, diciamo, lavorando su questo obiettivo. Abbiamo l'osservatorio sul mercato del lavoro tra i migliori, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, e facciamo appunto da supporto ai soggetti sia pubblici che privati che operano nel mercato del lavoro. Là il discorso di quante persone si presentano, quante persone vengono intermediate, è una vecchia, diciamo, polemica italiana. Io le dico soltanto che nei paesi dove i datori di lavoro si rivolgono agli intermediari, normalmente l'intermediazione è intorno al 20-25%. Più di quella percentuale non si ragiona, perché grazie a Dio funziona anche il contatto diretto, cioè le persone si incontrano nel mercato del lavoro senza bisogno di intermediari. Quindi fare le polemiche, io le dico soltanto questo: in Germania sui servizi per l'impiego investono circa 38 euro pro capite per abitante, in Italia l'investimento è 8 euro per abitante. Quindi non si può chiedere prestazioni eccezionali
se non si fanno investimenti. Lei che mi parla di un'azienda, lei sa che anche nella sua azienda, se non avesse fatto investimenti, se non avesse fatto, diciamo, senza capacità organizzative, senza mercato, purtroppo l'azienda va male lo stesso. Questo è il problema. Comunque non è un'agenzia di collocamento Veneto Assolutamente Lavoro, non ma è lavora nello studio preliminare per poi dare dei dati. Diciamo quella che in maniera brutta si dice, fa attività di sistema. Esatto, precedente a. Precedente. Un'altra telefonata, Strumentale. pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Maurizio, chiamo da dalla Riviera del Brenta. Dica tutto, signor Maurizio. Io sono disoccupato da 10 mesi. Il mio lavoro, la mia professione è l'aggiustatore meccanico, purtroppo l'azienda ha chiuso e sono ancora a casa. Quello che volevo dire è questo: il centro per l'impiego una volta aveva molto valore, purtroppo dopo sono nate queste agenzie interinali che secondo me hanno solo rovinato il mercato del lavoro. Cioè, io trovo assurdo, purtroppo ho dovuto rivolgermi a 10-20 agenzie interinali che quasi nessuno mi ha chiamato, si può dire. Perché devono esistere queste agenzie che in fin di conti su gente che sta in sedia e offrono posto di lavoro? Cioè, io devo, se trovo un posto di lavoro, pagare in percentuale questa gente che scalda la sedia. Cioè, io eliminerei tutte le agenzie interinali. Deve esistere solo il centro per l'impiego. Perché io mi rivolgo al centro per l'impiego perché ci credo ancora, ma non ha potere il centro per l'impiego. E dopo un'altra cosa che non capisco, tanto la maggior parte della gente, secondo me, che apre queste agenzie non è competente. Per scaldare la sedia siamo capaci tutti, ne metto anch'io, apro un'agenzia, assumo extracomunitari, li mando a spaccia, così va là, che quella ti assumono, qua là. Primo. Seconda cosa, queste agenzie non hanno una visione, non c'è trasparenza tra chi si rivolge e le ditte che cercano determinate figure. Perché io sono stato contattato 2 anni fa tramite il centro per l'impiego di conserve da un'azienda metalmeccanica che cercavano a Bagnoli di Sopra un montatore meccanico. Ora ho fatto 80 km per un colloquio e non mi è stata data nessuna risposta. Gli ho anche detto: sono disposto a 1.200 euro al mese, questi sono i soldi che ti danno, a fare 80 km al giorno, ma almeno dammi una risposta. Tu, datore di lavoro, che mi fai fare 80 km per un colloquio, non ti degni di prendere il telefono e dire: oh, guarda, mi dispiace, vieni da società distante, oppure abbiamo sospeso la ricerca. Cioè non si può, non c'è una mentalità aperta tra aziende. Chiarissimo, non è stato chiaro. Chiaro. Grazie della sua telefonata. Vediamo di rispondere un attimo a questo problema, allora, che ritorniamo su questi discorsi, per altra parte sono le emergenze di adesso. Io anche in questo caso devo dire che non si può generalizzare. Allora, intanto vorrei dare un dato. Prima della crisi, nel 2007-2008, in Veneto in un anno mediamente c'erano circa 670-700 mila assunzioni. Adesso siamo scesi nel 2012 e nel 2013 siamo intorno ai 480 mila assunzioni. Quindi una caduta. Se noi consideriamo che moltissime di queste assunzioni sono nelle attività stagionali, nei rapporti a termine, quindi con i rinnovi, è un disastro, in gran parte vengono fatte, per esempio c'è un meccanismo delle supplenze nella scuola ogni anno, per cui ci sono questi momenti in cui sono gli stessi lavoratori che tornano sullo stesso posto di lavoro. In realtà la nuova domanda di lavoro è talmente bassa che su quella poca domanda che c'è ci sono molti aspiranti, molte aspirazioni. Cos'è che funziona male sia nel privato che nel pubblico? Funziona male il rapporto con l'impresa, nel senso che sia i soggetti pubblici che i soggetti privati non sono riusciti a costruirsi un portafoglio di clienti nelle imprese tale da essere in grado di gestire un numero interessante di richieste di personale.
Mi sto Quindi spiegando? questa è una colpa Quindi è un problema del mercato, è un mercato dell'intermediazione che non ha mai funzionato in Italia e che continua a non funzionare perché si confonde l'effetto finale con il problema del mercato. Cioè, voglio dire, se io non riesco ad avere in un mercato, non riesco ad avere la merce migliore al costo più basso, non do la colpa né al fatto che non c'è la merce né al fatto che non c'è la domanda di merce, do la colpa a chi si propone per intermediare e non è in grado di soddisfare questa cosa. Certo. Questo è il problema. Se io cerco il pesce fresco e voglio il pesce fresco, devo sapermi rivolgere a un intermediario in grado di procurare il pesce fresco a prezzi accettabili. Assolutamente. Allora, siamo di nuovo alla pubblicità. Dopo la pubblicità però voglio vedere questi dati, far vedere ai visitatori questi dati, sono interessanti, quindi già dico alla regia, li prepariamo, pubblicità rapidissima e poi torniamo insieme.